Bentornati amici del campionato studentesco, da una parte l'Accademia Venire contro il Centro Studi Volterra, Accademia con in campo Agosteo, Boruna, Espartero, Mendozza, Pedone, Sadic e Volta. Per il Centro Studi Volterra invece di Nicolò, Mari, Massa, Papa, Stivala, Viscardi e Montana. Arbitra il signor Balzarini. Oh, incredibile! Sbaglia il portiere Montana, la palla entra in campo e concedono subito un vantaggio. Autogol del portiere, che infortunio! E dall'altra parte Mari contro Mendoza, rientra sul destro. Massa da fuori aria, la conclusione, respinge il portiere. Viscardi per Mari, che alza la testa, cerca la conclusione. Che risposta del portiere Volta. Prova Massa a risalire. Appoggia per Viscardi davanti al portiere. Viscardi cerca il compagno del pareggio di Mari. 1-1. Combinazione Mari davanti al portiere ed è 2-1. 2-1 per lo Centro Studi Volterra che ribalta il risultato. Di Nicolò cerca di combinare con Papa, sfrutta le lunghe leve, la tiene in campo, rientra sul mancino davanti al portiere di sinistro ed è 3-1. Papa prova il contropiede del Centro Studi Volterra, cerca la conclusione, trova la doppietta personale, 4-1. Volta, recupera il pallone Massa davanti al portiere, lo mette a sedere, poi si rialza, ancora di nuovo una volta a sedere. Massa alla fine segna, non rientrano gli uomini, non aiutano il proprio portiere. Ed è 5-1. Massa la recupera al limite, Veronica davanti al portiere ed è 6-1. La doppietta del numero 88 del Centro Studi Volterra, che penso che ormai abbia chiuso definitivamente le ostilità. 6-1 e notte fonda per l'Accademia Venire. Viscardi la recupera sopra la metà campo, può provare la conclusione, la trova ma palla a lato di pochissimo. Fischia alla fine del primo tempo l'arbitro, delude un po' l'Accademia Venire. Sadic era dato tra i più in condizione ma in questo momento non è riuscito ad accendersi. Prova di Nicolò da fuori, tocca il portiere e devia in calcio d'angolo, sfiora il 7-1, il numero 8 del Centro Studi Volterra. La tiene Mari, la passa per Di Nicolò, combina con di prima per Stivala ed è un altro palo. Sadic per Pedone davanti al portiere, si salva Montana. Viscardi allarga il gioco su Mari davanti al portiere, la palla rimane lì ed è 7-1 per il Centro Studi Volterra, il secondo autogol probabilmente in questa partita. Sadic davanti al portiere, salta un uomo, la conclusione a lato. Si riparte da Espartero per Boruna. Salta l'uomo, al limite la conclusione, palla a lato. Papa davanti al portiere, prova il colpo di tacco. Di Nicolò davanti, ci prova lui e trova la rete dell'8-1 solo davanti al portiere dopo un'azione personale di Papa. Massa appoggia per Papa, la tiene col fisico, il numero 9 ne salta tutti e segna il 9-1. Ancora Papa, ancora Lorenzo Papa, tripletta per lui. Boruna, l'intervento di Stivala a vuoto, Boruna davanti al portiere, trova il gol del 2-9 e Sadic allarga sulla destra, Pedone la tocca a Massa, Mari ed è 10-3. Papa cerca la progressione, la tiene in campo, la mette al centro per Viscardi ed è il gol numero 11 per il Centro Studi Volterra. Viscardi di prima intenzione, non è nemmeno che hanno giocato male, fischia l'arbitro, la fine della partita, termina 11-3, troppo grande la differenza tecnica e fisica tra le due squadre. Il Centro Studi Volterra non ha lasciato scampo agli avversari nonostante si fosse andato sotto di 1-0 per un autogol. Sugli scudi Papa con una grande tripletta e Viscardi che non ha lasciato passare nessuno.